Il Colle di Santo Antine è un piccolo pianoro a 591 metri sul livello del mare, che domina il territorio a nord della Grande Giara. La cima del colle si formò geologicamente circa 2 milioni e mezzo di anni fa, in seguito ad un'imponente eruzione vulcanica. Da altri crateri, distanti pochi chilometri, diverse colate vulcaniche formarono l'altopiano basaltico della Grande Giara. Dalla sua sommità, la vista spazia dalle fertili terre del Campidano alle propaggini dei monti della Barbagia, fino a scorgere, verso ovest, nelle giornate più limpide, anche il mare del Golfo di Oristano. Le prime tracce di frequentazione umana del pianoro risalgono al periodo neolitico, databili dunque all'epoca pre-nuragica. Intorno alla metà del secondo millennio a.C., sul punto di maggiore rilievo del pianoro è stato edificato un nuraghe composto da 2 torri. Dalla fine del VI secolo a.C., la Sardegna entra nell'orbita di espansione di Cartagine. Il Colle di Santo Antine viene ulteriormente fortificato, integrando con blocchi le pareti scoscese del settore settentrionale e creando una possente fortificazione su varie linee di difesa. Su un terrazzamento artificiale che affaccia sul paese di Genoni, a una quota inferiore rispetto alla sommità del colle, si trova un pozzo a sezione circolare, risalente nel suo impianto originario all'età nuragica. Il pozzo, indagato per la prima volta nel 1980, raggiunge la profondità massima di circa 40 metri. L'imboccatura doveva essere in origine coperta da una struttura di cui alcuni conci sono stati rinvenuti all'interno del pozzo. Lo scavo ha restituito una notevole quantità di materiali. Tra i reperti più significativi di età nuragica, una brocca agganciata all'estremità di una spada votiva, un manico di pugnale in avorio di elefante, frammenti di 2 modellini di nuraghe in pietra e 2 bronzetti raffiguranti personaggi maschili. Altri materiali, soprattutto ceramici, documentano la continuità d'uso del pozzo nel periodo punico e romano.